Raggiungo un grande artista che ogni anno a Terme Vigliatore omaggia la Madonna delle Grazie con un'opera realizzata completamente in trucioli di legno. Sono con Umberto Cipriano. Caro Umberto, quest'anno cosa rappresenta quest'opera? È una rivoluzione di un dipinto che Gian Liggins, un pittore del 1600, il trionfo della fede. L'opera è realizzata, sì, in maggior parte dei materiali sono trucioli di legno colorati, però c'è anche sabbia, polistirolo, plastica, vegetali essiccati appositamente poi incollati, un po' di tutto. Proviamo un po' a descrivere quello che vediamo, che è un'opera famosissima, però tu l'hai riprodotta in ogni dettaglio. Descriviamola. Allora, l'opera si può dividere intanto in due parti, parte sinistra e parte destra. A sinistra abbiamo più che altro il male che viene schiacciato dal bene e a destra invece alcuni personaggi che sono poi le virtù, angeli eccetera, che corrono verso destra trionfanti. Il personaggio principale si trova nella parte centrale dell'opera ed è una donna vestita in abiti pontificali che tiene tra le mani un ostensorio. Lo vediamo questa sera illuminato appunto da tutti quei raggi che fuoriescono dall'ostia, da Gesù, dall'Eucaristia. Questo personaggio è seduto su un carro. Questo carro va a travolgere personaggi negativi o comunque va a travolgere il male. Abbiamo un personaggio bendato che rappresenta la cecità, è una donna che cerca di illuminare invece i suoi occhi con una lanterna accesa. Alla destra di questo personaggio c'è invece un uomo con delle orecchie d'asino che rappresenta l'ignoranza. Sotto invece il carro, proprio travolti, in qualche modo macinati ecco, da queste ruote, troviamo tre personaggi che rappresentano l'odio con la schiumosità alla bocca. Poi la discordia invece che è raffigurata con tanti serpenti che sono aggrovigliati tra i suoi capelli, la rabbia invece che è una figura appena visibile che è arroventata da una torcia accesa. Ecco, vederli così chiaramente esprimono il lato artistico e il significato. Io vedo proprio in quest'ultima figura questi tocchi di colore, no? Come sono stati realizzati? Sono un po' dei riflessi per mettere in risalto la muscolatura di questo personaggio che è appunto la discordia. Io mi avvicino perché praticamente è importante vedere i materiali e qui vediamo addirittura il fuoco, no? Il classico fuoco che magari troviamo anche nei presepi, no? Sì, più o meno sì. Io infatti da hobbista, da presepista ho cercato ecco, di fondere le due passioni. In questo angolino qua troviamo alcune sterpaglie ecco, infuocate. Poiché questa parte di opera rappresenta appunto il male che viene. Ci spostiamo nella parte superiore perché vorrei inquadrare da vicino qualche dettaglio, soprattutto questi che magari non vengono notati. Cos'è Sì, questo? questa è una rete da pesca. Qua abbiamo delle corde e poi insomma delle lucine. Tutte. E poi vedo nella scritta il trionfo della fede che ci sono dei fiori, no? Esatto, è composta da bougainville, cioè composta da fiori di bougainville bianchi incollati. E poi c'è un altro dettaglio perché la corona della donna che è lì in fondo, come è composta? Dalle bucce, da dei gusci di cozze, appositamente poi colorati e incollati. Poi vediamo qui tanti nastri e tanti colori. Cosa rappresentano? Il cielo praticamente. Sì, più o meno ho voluto in qualche modo continuare i colori principali del cielo di questo quadro, cioè appunto il celeste e l'azzurro. Torniamo nel nostro percorso, eravamo a circa metà e andiamo Esatto. verso la nostra destra, no? Allora, sempre sopra il carro c'è un angioletto che tiene tra le mani una bacchetta, ecco il cocchiere. Lui cerca di guidare questo carro trionfale ed è guidato a sua volta dallo Spirito Santo, che è una colombella bianca che l'ho realizzata, ecco, coronata da tante stelline. Su un cavallo invece vi è un uomo che tiene tra le mani un ombrellino, che è l'ombrellino ecco, pontificio, e delle chiavi, cioè simbolo ecco, di papato di San Pietro. In alto a destra vi è una donna che tiene tra le mani una palma e una corona di alloro, che sono simboli appunto di vittoria e di trionfo. Il carro è trainato da quattro cavalli che sono a sua volta guidati da quattro donne, rappresentano le quattro virtù: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Ricordiamo che ci troviamo a Terme Vigliatore, siamo nell'incrocio tra la via del mare, la via che porta appunto al municipio di Terme Vigliatore, e la via Benedettina Inferiore. Fino a quando è possibile vedere quest'opera, Umberto? E siamo proprio un'opera che è stata realizzata sulle scale che portano all'ex stazione, no?
Esatto, l'opera sarà visibile fino alla sera, tarda serata del 15 settembre. Allora, Umberto, io nel farti i complimenti, chiaramente qui vediamo altri dettagli, il cielo, tutte queste luci che sono state fissate su questo materiale, scendiamo nuovamente in basso. Io nel farti chiaramente i complimenti da parte mia, da parte di tutto il team di Bella Sicilia, non posso che invitare tutti i nostri telespettatori a raggiungere Terme Vigliatore per godere in presenza di questa magnifica opera realizzata tutta artigianalmente da Umberto Cipriano. Ultimo dettaglio, ecco, un serpente che circonda la terra mordendosi la coda è un simbolo invece positivo, cioè di eternità.